Signore e signori, la Catalogna è stata nominata Regione Europea della Gastronomia 2016. Questo riconoscimento si deve in buona parte alla perseveranza e al magnifico lavoro svolto da numerosi ristoranti che hanno contribuito al prestigio e all'eccellenza della cucina catalana. L'obiettivo che ci siamo imposti come filo conduttore di questo anno speciale è far sì che la gastronomia catalana, facendo riferimento alla triade cucina, prodotto e territorio, si converta in un fattore chiave della singolarità della nostra terra come meta turistica. Ne è un chiaro esempio l'iniziativa a cui siete stati oggi invitati a partecipare a fine di vivere un'esperienza gastronomica catalana. Forse sapete, c'è in Costa Brava stiamo vivendo il momento più fulgido della gastronomia di Girona, in termini di eccellenza e popolarità. E noi ci abbiamo a portare di mano, abbiamo portare del mare, del campi, fattorie, artigiani, produttori d'olio, vino e cava, pastissieri, eccetera. Ci lavorano in un modo speciale le nostre risorse alimentari. Questa è la nostra terra, la Costa Brava. Non è semplice raccontare la Catalogna a parole, però poterla vivere e assaporarle sicuramente aiuta. La gastronomia è a tutti gli effetti turismo, mette insieme territorio e tradizione e va a completare il panorama ben noto di attrazioni da cui la nostra regione è costellata. La nostra è una cucina basata su elementi semplici, materie prime di qualità e su prodotti di stagione. Abbiamo ben 12 denominazioni di origine protetta, 9 IGP. Oggi ve ne abbiamo mostrato qualcuno in questi banchetti di mercato, soprattutto della regione Costa Brava Pirenei di Girona. Questi sono prodotti che da noi si trovano sempre nei mercati rionali, importantissimi per la distribuzione del prodotto fresco. Però noi parliamo sempre di cucine più che di cucina, perché ne abbiamo una ricchissima diversità. Abbiamo 50 ristoranti che insieme raccolgono 60 stelle Michelin. Abbiamo 72 ristoranti con il marchio Slow Food, 170 ristoranti iscritti al marchio Cuina Catalana e ben questo marchio Cuina Catalana si candiderà per essere dichiarata patrimonio dell'UNESCO.